Ben ritrovati cari telespettatori. Emergenza, emergenza, e quando succedono queste situazioni particolari, tantissime istanze da parte di voi cittadini consumatori relativamente a certe problematiche, noi siamo tirati per la giacchetta e quindi siamo tenuti a convocare chi si occupa di questo. Stiamo parlando di diversi problemi all'ordine del giorno, tra cui mercato libero delle energie, che ha colto di sorpresa, stranamente perché ne stiamo parlando da anni, e stranamente perché sono arrivate anche delle lettere di comunicazione, però di fatto ognuno ha i propri problemi, magari se ne scorda, tantissime persone. E allora è venuto qui il presidente regionale di ADOC Veneto, ben arrivato, ben ritrovato Sergio Taurino, anche lui presissimo. Buongiorno a tutti, esatto. È toccato a me oggi, spero di potervi dare delle risposte. È toccato perché è stato chiamato d'urgenza, perché poteva essere un altro presidente di una delle altre associazioni che fanno parte di un team che in qualche modo collabora insieme per risolvere in modo unitario le varie problematiche, ma stavolta tocca a lui, primo che abbiamo preso, che si è reso disponibile da un giorno per l'altro, per cui anche la ringraziamo della sua disponibilità all'ultimo momento. Poi abbiamo è stato fatto, c'è stata la commissione prezzi, per cui vediamo anche i prezzi al consumo, si parla di inflazione, si parla di beni al consumo e anche alimentari che sono aumentati notevolmente, prezzi dei trasporti pubblici che sono aumentati, le autostrade tanto col 1° gennaio vengono ritoccate, ma tutto sempre al rialzo, e nel frattempo si aspettava anche che i mutui in qualche modo potessero scendere, adesso sembra che verranno ritoccati verso giugno, per cui maggio-giugno, per cui portiamo ancora più in là la cosa. Insomma, tutto l'insieme congiunturale sta lavorando contro quelle che sono le famiglie normali, medie, venete, padovane, trevigiane, che dir si voglia. Tutto questo non va tanto bene, come voi riscontrate. Cosa sta succedendo? Che marasma sta venendo fuori? Intanto, buongiorno a tutti, intanto grazie Elena di avermi convocato, perché proprio stamattina ci eravamo i 4 presidenti regionali, 5 presidenti regionali, mi scuso, che fanno parte del CRCU, quindi del Comitato regionale dei consumatori e utenti. Ci siamo, come dire, visti in webinar per poter come dire, creare una linea comune, un argine comune nella comunicazione per dare delle risposte a tutti quei consumatori che ci stanno surclassando, e dico surclassando perché ho già prima fuori onda ho detto a Elena che io ricevo dalle 10 alle 14 telefonate al giorno solo per quanto riguarda l'ultima fattura di gas e luce, l'ultima e la penultima, perché parliamo da novembre fino a febbraio, e quindi ci sono le istruzioni per l'uso che dovremmo anche comunicare, bontà nostra o bontà di chi doveva farlo, cioè le aziende, le quali si nascondono dietro al fatto che entro settembre hanno mandato questa famosa lettera o comunicazione che, devo dire, colpevolmente anche i consumatori, il 90% dei consumatori ha ignorato. C'è gente che mi dice io l'ho buttata, ho letto che era 2 pagine, ho detto vabbè, non è successo niente, non è una fattura, butto via. E quello è stato il grimaldello con cui i venditori, nella fattispecie i 700 venditori di energia elettrica e 600 di gas, hanno potuto come dire, cogliere l'occasione per poter mettere aumenti sulle fatture a partire già da settembre, ottobre, novembre, dicembre e adesso gennaio e febbraio, no? E anche fare conguagli per tutto il 2023 sul gas e sulla luce. Delle tariffe, conguagli delle tariffe. Cosa è successo? Perché, però aspetta un secondo, conguagli, perché ci fosse mercato libero, l'abbiamo ripetuto 3000 volte, posticipato più volte, siamo entrati, ma perché sti conguagli? Conguagli perché chi era nel mercato libero, chi non era nel mercato tutela, quindi quelli che avevano già sottoscritto contratti già nel 2022 e nel 2023 sul mercato libero, avevano stipulato con il venditore un contratto o annuale o biennale dove dicevano mi metti un prezzo fisso sul gas, no? E quelli si sono salvati più o meno fino a dicembre. Poi da gennaio siamo passati tutti nel mercato libero e quindi quelli del mercato tutela si sono trovata gennaio e febbraio la fattura
con l'aumenti, ma non aumenti del 10%, del 20%. Il bello è che si è passati da 30 centesimi del gas al metro cubo di febbraio del 2023 a 2,43 €, 2,48 €. Quindi c'è gente, non c'è gente, la maggior parte ha subito aumenti sulla sua bolletta dal triplo fino a 5 volte sulla fattura gennaio, febbraio e novembre e dicembre. Quelli che erano, ho perso il pezzettino, nel mercato libero, che erano già nel mercato libero, quelli che ci sono entrati? Anche quelli che ci sono entrati, perché quelli che ci sono entrati sono stati avvisati con quella famosa lettera entro settembre e se l'hanno ignorata, a settembre non si sono premurati di dire ehi, fermo là venditore, rifacciamo il contratto, vediamo, prima che mi metti aumenti. Loro l'avevano scritto sulla lettera, guardate che se non mi rispondete io applico la tariffa maggiore, quella più conveniente per me venditore, che mi consente ARERA, l'autorità per l'energia. Guarda caso hanno scartellato anche loro, perché se tu prendi tutte le 7-8 aziende, quelle più importanti, da 1,70 a 2,40 a 2,30 da 30 centesimi, 27 centesimi, 35 centesimi, per cui 4, 5, 6 volte di aumento. Ma quindi adesso l'energia invece che costare di meno costa più di prima? L'energia adesso, no, da 1° gennaio per il gas per esempio, poi la luce dal 1° luglio sarà l'entrata nel mercato libero, cosa propone? Il venditore ti dice io ti propongo un contratto o a prezzo fisso o variabile, ma variabile in base alle variazioni, a certe variazioni all'ingrosso del prezzo della materia prima. Ti propongo un anno di contratto, 2 anni di contratti o a prezzo fisso o variabile. La variabilità è pochissima, ma se fosse a prezzo fisso, adesso chi sottoscrive un contratto adesso lo sottoscrive almeno per un anno, giusto? E il gas non lo paga più 2,43 €, lo paga 55, 60, 70, 80, qualcuno stamattina, ho sentito 2 compagnie, 88 centesimi. Per cui a 50 centesimi non ritorniamo al livello del febbraio 2023, però ci siamo. Questa mazzata è stata una mazzata che si è concretizzata da marzo-aprile del 2023 fino ad oggi, fino all'altro ieri, insomma, fino a febbraio, fino a fine febbraio. Quindi bisogna quando la gente si è vista recapitare la bolletta di dicembre, novembre, dicembre e gennaio e febbraio, quintuplicata, sestuplicata, cosa ha fatto? Prima ha telefonato al venditore, il venditore gli ha detto ti ho mandato la lettera, non l'hai letta? Peggio per te, adesso paghi. Il bello è che fanno le rate e ne fanno massimo 4. Fa conto che uno pagava 500 €, paga 5 volte di più, sono 2.500 € di bolletta, dice e che faccio? Dice non c'ho neanche i soldi dello stipendio per pagare la bolletta. Massimo 4 rate. Questo è avvenuto con tutti gli operatori del mercato oppure solo con alcuni? Tutti. Quindi tutti hanno fatto questo aumento? Tutti i venditori di luce e di gas, no, hanno avvisato che stiamo andando nel mercato libero. Certo, ma che hanno fatto questi aumenti? Ma hanno fatto questi aumenti tutti quanti oppure tutti? Hanno fatto cartella. Allora, se andate sul sito di ARERA, controllate e vedete i prezzi che hanno fatto tutti quanti. Mo parlo No, ma perché ci si aspettava adesso, effettivamente, perché poi tanti consumatori, forse voi non avete avuto telefonate, quante sono i consumatori che magari si hanno visto questa differenza, perché poi molti hanno l'accredito in banca, no? E quindi sì, ma di fatto è questo, per cui non vedi... Cioè, Elena, anche questo, io voglio spezzare una lancia in favore di quelli che a propria giustificazione hanno detto, beh, io avevo l'accredito in banca, sapevo che pagavo 100, 200, 300 € al mese di gas, 100 €, non mi sono preoccupato, no. Ma il discorso è stato proprio perché secondo me è ab origine il difetto, perché se tu dai ai venditori la possibilità di mandare una lettera a milioni di persone, perché 4,5 milioni sono quelli che stanno transitando dal mercato tutela al mercato libero adesso, no?
di cui, 7 milioni, di cui 4 milioni e mezzo sono i cosiddetti vulnerabili. Certo, sì. Chi sono sti vulnerabili? Guarda caso gli anziani, over 75. Sono rimasti nel mercato tutela loro. Eh sì, loro adesso, meno male che sono stati tutelati, tra virgolette, almeno perché, cioè, diciamocela tutta. Stamattina mi ha telefonato uno, mi ha detto la mamma, no, che era titolare del coso, che ha 91 anni. La lettera non l'avrà neanche vista. È arrivato 1.300 euro di bolletta quando ne pagava 250, 300. Bisogna quindi guardare, attenzione, tutti guardate le vostre bollette, perché ma quello che dico, Elena, non è che guardate solo, anche le comunicazioni che vi mandano, perché se vi mandano una comunicazione e non la leggiamo colpevolmente, anche perché magari, come dici tu, non hanno tempo, non abbiamo tempo, guardiamo, queste comunicazioni si possono ritorcere contro di noi. Questa è stata un'occasione in cui le aziende si sono insinuate tramite una lettera per poter fare degli aumenti incredibili, cioè inimmaginabili. La gente dice: ma possibile, dottore, che 5 volte di più, 6 volte di più? Ma cosa devo fare io? Cosa devo dirgli a sta gente? Devo dire attenzione, e ve l'ho detto anche io nell'ultima trasmissione che sono venuto qua mesi fa, quando parlavamo del passaggio dal tutela al libero, dissi: mi raccomando, ci sarà una comunicazione entro settembre o entro novembre, una lettera vi arriverà dove diranno: oh, guardate che dobbiamo rinnovare il contratto, come lo vuoi rinnovare? Cioè, vuoi fare così? Invece la gente magari o sotto le feste o che cosa non se n'è curata. A gennaio è arrivata la fattura di novembre e dicembre, prima mazzata, la seconda adesso a fine febbraio, per gennaio e febbraio. Quindi adesso non andiamo nel panico. Io non voglio fare il catastrofista, anche se qualcuno dice che sono sempre uno un po' pessimista su certe cose. Adesso abbiamo avuto la mazzata, abbiamo capito come ci dobbiamo comportare, quindi 3 regole: controlliamola, prima di tutto rivolgiamoci al nostro venditore, quello attuale. Voglio dire, se vuoi cambiare, puoi cambiare senza spese, quando e come vuoi, ma guardatevi in giro, perché sia sul sito ARERA sia andando anche a vedere i vari venditori quali sono le occasioni che danno. Chiaramente i venditori anche loro si sono uniformati su certi standard sulla spesa di materia prima o sulla spesa fissa, però intanto uno guarda, vede e si rende conto, e cambiate chiaramente il profilo contrattuale. E ultima cosa, attenzione anche che dal 1° di luglio passeremo tutti nel mercato libero per l'energia elettrica, quindi avete già 3 mesi di tempo per consultarci se non avete capito niente di quello che sto dicendo adesso, ma almeno di chiamarci per dire: guarda ADOC, Adiconsum, Federconsumatori, io ho questo problema, la mia bolletta è questa, questo e questo, cosa posso? Portamela, te la guardo, ti dico già dove stai andando a parare, certo, e quindi se vuoi cambiare gestore fallo subito, ma subito, non aspettare al 1° di luglio. Infatti. Allora, Presidente, interrompiamoci un attimo. Nel frattempo che noi andiamo in pubblicità, mentre ci seguite sempre, date un'occhiata alle vostre bollette, approfittatene, perché magari chi non è stato particolarmente attento, verificate qual è la situazione. Se avete poi delle domande, approfittate della presenza del Presidente per porre delle domande. Noi ci vediamo tra poco.